BRM Vindo storci da Don Apocli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle notizie dal Napoli. Guarda il video. Ecco il comunicato ufficiale. A tutto gas, più forti di prima. Twitta Aurelio De Laurentiis per confermare la permanenza di Antonio Conte. Ecco il comunicato. 21:10. Annuncio in arrivo. La società, che ora dovrebbe recarsi in un ristorante in città con l'allenatore, dovrebbe rilasciare un comunicato per svelare quanto trapelato nelle ultime ore. Napoli e Conte vanno avanti insieme, più forti di prima. 21. Fine del vertice. Si è appena concluso l'incontro a casa di Conte con il CDA del Napoli. Al termine del vertice, a cui hanno partecipato il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, il tecnico salentino ha confermato la sua volontà di rimanere e ha iniziato a discutere i piani nel dettaglio. 20.25. Conte sulla buona strada per restare. ADL gli offrirà un aumento e garanzie per un supermercato. Il club azzurro è sempre più fiducioso nella continuità del rapporto con Conte. Secondo il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, De Laurentiis presenterà ufficialmente a Conte una proposta di aumento di stipendio. Non si tratta di un nuovo accordo, ma solo di un adeguamento salariale e di un ambizioso piano di mercato estivo. 20.05. Futuro Conte. Ci siamo. Incontro in corso con ADL, Manna e Chiavelli. Antonio Conte è sempre più vicino alla permanenza alla guida del Napoli. Dopo alcuni giorni di riflessione e in seguito alle garanzie ricevute dal club, il tecnico si è detto convinto di proseguire la sua avventura sulla panchina azzurra. È in corso un incontro decisivo, riporta Sky Sport, iniziato intorno alle 19, tra il presidente Aurelio De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore sportivo Giovanni Manna e lo stesso Conte. L'obiettivo è confermare ufficialmente la sua permanenza e comunicare formalmente la decisione. 19:40. Caos in casa Juventus. La Juventus, che contava sul ritorno di Antonio Conte, deve fare i conti con una profonda ristrutturazione. Non solo l'arrivo di Comolli, il ritorno di Tognozzi e i maggiori poteri affidati a Chiellini. Ci sarà anche un addio, come deciso da John Elkann nell'ambito di questa riorganizzazione, quello dell'attuale direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Si stanno definendo solo forma e modalità della decisione e della comunicazione. 19:30. Conte. Anche un aumento di stipendio? Non solo investimenti in strutture e sul mercato con l'arrivo imminente di De Bruyne e quello di David molto vicino. All'orizzonte si profila anche la prospettiva di un aumento di stipendio per convincere Antonio Conte a restare. È questo l'atteggiamento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a tutela del suo allenatore, trapelato questo pomeriggio. De Laurentiis ha messo tutte le carte in tavola per trattenerlo. Ore 19. Riunione decisiva? Ore decisive per l'annuncio della permanenza di Antonio Conte al Napoli. Sta per iniziare l'incontro finale con De Laurentiis e gli altri dirigenti del City, rivela il Corriere dello Sport. Il club ha incrementato il suo punteggio a un giorno dall'ultimo attacco della Juve. Conte era convinto di restare. L'incontro di martedì ha sicuramente dato una spinta decisiva all'accordo. Ora si procede a passo spedito verso la conferma dell'allenatore e si attende l'annuncio della sua permanenza. Ore 18:30. Niente Napoli. Allegri libero per il Milan. Un altro effetto dell'imminente conferma di Conte al Napoli è l'arrivo di Massimiliano Allegri al Milan. L'allenatore ha appena firmato come nuovo allenatore del Milan dopo aver incontrato Giorgio Furlani, Iglitare, Allegri e Giovanni Branchini. Tutti i contratti sono stati finalizzati. Allegri torna in rossonero dopo la sua prima avventura iniziata nel 2010. L'allenatore toscano era stato bloccato dal Napoli in caso di partenza di Conte, ma con la permanenza del tecnico azzurro, Allegri ha optato per ricominciare con il Milan. Lascia un mi piace al video così YouTube ti avviserà dei prossimi video sul canale. Grazie. Continua. Il club sta iniziando a pianificare le sue mosse in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il grande obiettivo del Napoli è Kevin De Bruyne. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato del calciatore belga. Ecco le sue parole riportate dal sito web di Gianluca Di Marzio. Siamo vicini a De Bruyne. Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? È un buon rinforzo per il Napoli? Oppure no? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli!